benvenuti a questa Sala delle Arti di Gravina di Catania, che ci ospita gentilmente nelle persone dell'assessore Patrizia Costa e del capo di gabinetto Marco Rapisarda. Grazie di cuore a loro per l'ospitalità che ci regalano. Stasera assisteremo a qualcosa di veramente meraviglioso perché è uno dei più bei cantici che siano mai stati scritti, il Cantico dei Cantici, il massimo, ed è un inno d'amore fra i più elevati che siano mai stati scritti nella storia. E questo inno d'amore è stato poi tradotto nella nostra meravigliosa lingua siciliana dal nostro Alessio Patti. Stasera avremo il piacere e l'onore di sentirlo recitato nella nostra lingua, e credetevi è qualcosa di meraviglioso, è di un'armonia e di una delicatezza e di una dolcezza infinita, superiore alla traduzione in italiano. Quindi adesso vi chiedo semplicemente di stare nel più assoluto silenzio, perché questa è un'arte, ogni arte si nutre di silenzio, perché noi cominciamo per voi, per regalarvi questo momento magico che possiamo offrirvi, sempre grazie all'assessorato alla cultura e sempre grazie al capo di gabinetto del comune di Gravina. 2019 vogliamo raccontarvi una storia. Senz'altro, se fosse stata ambientata in altri tempi, sarebbe stata raccontata come la storia che racconta le gesta di un eroe. Stasera, sì, certo, racconteremo di un eroe che però non ha mai impugnato una spada, ma che in effetti da tanto ormai fa parlare di sé attraverso la sua umiltà. Lui, il nostro eroe, è riuscito a scrivere nel tempo fiumi di parole, e che grazie alle sue grandi e sane ambizioni questi sono diventate delle vere e proprie opere d'arte, dei capolavori letterari di cui la Sicilia è e sarà orgogliosa. L'eroe nasce a Catania nel 1959, in una Sicilia povera, ma da sempre ricettacolo di grandi sentimenti. Ha cominciato a scrivere sin dalla più tenera età le sue sensazioni nella lingua di questa terra, il siciliano, consumando pagine e pagine di diari nei quali trascrivere tutte le sue emozioni, raccontando l'esperienza del dolore e della sofferenza di se stesso, della sua famiglia e del suo popolo, che più degli altri di una strana Italia sola perennemente unita languiva nella miseria. All'età di 11 anni ha iniziato a vergare le sue prime poesie d'amore e sapienziali, spinto da una irrefrenabile passione per le odi della terra di dentro. Ad oggi le sue poesie si contano a migliaia e da moltissimi amatori lette e apprezzate, e posso dire in prima persona anche declamate. Negli anni 90 approda al teatro siciliano, di cui è fino ad oggi, con molteplici opere prodotte, un fervente sostenitore. Il 2012 per lui è l'anno delle pubblicazioni delle sue opere poetiche più significative. Spazia dalla mia terra vincia, Magaria, Uguale agli dei,
e alla sua magnifica opera di prosa, Viculo Sacramento. Poi ci penso un po' e allora fa un capolavoro che è destinato a rimanere veramente nel tempo. Questo capolavoro è un'antologia di poesie scelte una per uno in lingua poetica siciliana. Lei è Chiaria. Dopo un po' ci ripensa e dice: posso fare ancora. E allora si mette al lavoro e produce, partorisce un capolavoro di traslazione in lingua poetica siciliana, la tragica storia di Lu Principi di Danimarca, la Mileto. Ancora lui non è stanco, lui no, non si ferma, e allora ancora è sempre al lavoro, e lui comincia a pensare di traslare, e lo fa in lingua poetica siciliana 3 grandi tragedie greche: Medea, Agamennoni ed Elettra. Stasera il nostro eroe, non ci scordiamo che stiamo parlando di un eroe, il nostro eroe ci sta offrendo il suo dono più prezioso al momento che ha in mano, è la traslazione in lingua siciliana Cantico di Cantici, tratto dalla Sacra Bibbia, edito da Bombè. Proprio stasera lo scrittore, il nostro eroe Alessio Patti, insieme alla moglie Antonella Zerbo, saranno i protagonisti, insieme al coro, insieme a tutti noi, insieme a tutti voi, del Cantico dei Cantici. Beh, signori, come possiamo iniziare adesso? Iniziamo con quello che veramente Alessio ha nel cuore. Alessio ha nel cuore quello di ringraziare, perché lui non smette mai di essere tra la gente, di essere un uomo cordiale, un galantuomo. E allora vuole intanto ringraziare la location, questa bellissima sala che molto spesso vede gli artisti protagonisti nelle loro arti, e nello specifico vuole ringraziare chi ha potuto concedere tutto questo, e quindi l'amministrazione comunale, e quindi la persona del sindaco, avvocato Massimiliano Giannusso, e quindi la meravigliosa assessora, so che non si può dire però te lo dico in senso affettuoso, l'assessora alla cultura Patrizia Costa, anche il dottore Rapisarda che oggi ci ha veramente pregiato della sua presenza. Quindi insieme a tutta l'amministrazione comunale noi ci stringiamo in un unico abbraccio, e in questo abbraccio ci facciamo entrare anche il nostro amato Ninni Magri, la sua associazione. In questo abbraccio ce lo facciamo entrare perché anche grazie al poeta Ninni Magri e all'associazione tutta Maranzatomo questa serata, questo evento è stato possibile. Lui che ha sempre spalleggiato, lui che ha sempre affiancato Alessio Patti in ogni sua interpretazione culturale, in ogni suo momento culturale, non poteva mancare oggi Ninni ad essere a fianco, a parte ovviamente come poeta, come persona che di cultura ne è ovviamente pieno sia nel cuore che nella mente, ma soprattutto come amico che non abbandona mai un altro amico. Allora faccio un attimino un passo indietro e vi dico che mi va di ringraziare anche Cecilia Corimio. Cecilia Corimio la ringrazio, mi autoringrazio, perché ci riconosciamo amici veramente importanti di Alessio Patti e della cultura che vuole Alessio Patti, che sia fatta in Sicilia, e in questo noi ci identifichiamo, e di questa voglia non vogliamo mai essere sfamati, abbiamo sempre fame di fare cultura insieme,
Noi ci identifichiamo proprio su questo, perché la Sicilia deve vivere per sempre, e abbiamo scoperto anche grazie ad Alessio che la cultura non è solo folklore, non è solo tradizione, ma è poesia, è letteratura, è cultura da divulgare nel mondo, e Alessio Patti ci dà veramente una testimonianza inconfutabile. E poi, dopo di noi, perdonatemi, volevo solamente citare Pino Parisi, videomaker, e Mario Guillermo come fotografo, ovviamente componenti di CIA Colimio, e la sottoscritta, i quali insieme ad Alessio Patti, Antonella Zerbo, Ninni Magri, vogliamo ringraziare voi pubblico, voi che siete qui con noi. Immaginate che Alessio Patti sia veramente a 0 centimetri tra di voi, che vi abbracci uno per uno e vi dica grazie per esserci, grazie per testimoniare, per dimostrare che la cultura è importante, ed è importante da ascoltare e da divulgare. Poi desidero, anche a nome di Alessio e soprattutto a nome di Alessio, ringraziare soprattutto i colleghi declamatori, e per questo perdonatemi, ho bisogno di dare a voi le spalle e di guardare queste splendide persone che insieme, credetemi, abbiamo superato 1000 di quei problemi intercorsi nel frattempo, che si organizzavano appuntamenti e cose varie, che ce l'abbiamo fatta, siamo qui. E inizio da Francesca Privitera. Francesca Privitera, come voi la conoscete benissimo, è che ve la presenti, ma la voglio fare perché è giusto farlo. La poliedrica Francesca Privitera, che lei spazia nella sua arte dalla poesia alla scrittura, dalla pittura, dalla scultura, aiutimi poi se me ne scordo qualcuna, voglio dire, e quindi un'insuperabile Francesca Privitera, veramente un simbolo di sicilianità. Poi alla mia destra l'Angelica Vita Marzullo. Io la chiamo così perché veramente il suo viso ha qualcosa di angelico. Vita Marzullo, a parte essere una bravissima ragazza, una meravigliosa amica, scoprendola man mano bisogna anche imparare da lei, perché a parte essere impegnata nel sociale, a parte avere delle belle importanti, diciamo, componenti essenziali nella sua vita da poter interagire con gli altri, lei è un'attrice, e lei, come tanti altri amici, mi hanno insegnato che attraverso il teatro si possono dimostrare e posso dire liberare delle sensazioni ed emozioni che la quotidianità purtroppo ti reprime. Quindi che ben venga il teatro, che ben vengano queste sensazioni che sul palco sono libere di volare, di manifestare. E poi a questo punto non mi rimane che... Perché l'ho messo per ultimo? C'è un motivo. Perché il nostro Angelo Ariosto rappresenta il committente ultimo, secondo me, della sicilianità che in questo momento si sta facendo. È un giovane così carico e bramoso di arte, che veramente è il desiderio di tutti gli artisti siciliani un po' datati, nel senso che desideriamo che il giovane raccolga come un dono l'arte che i nostri vecchi e noi abbiamo questo, posso dire, questo piacere di donare, e sperare soprattutto di poterlo fare rivivere anche agli altri giovani che verranno. Quindi un applauso ad Angelo. È inutile presentarli ancora, comunque io lo faccio, ovviamente. Lei la sposa, Antonella Zerbo. Lui lo sposo, Alessio Patti. Vi vedremo in un connubio perfetto. Certo, non ho finito. Vedremo Antonella e Alessio in un connubio perfetto. Già lo sono nella vita, una coppia meravigliosa nella recitazione, nel teatro, credetemi. Preparate i fazzoletti perché così sarà. Comunque, e adesso, vabbè, ti faccio contento. Sai che ti dico? Non mi ricordo come mi chiami, come no, il cognome lo so. Ecco. Davide. Allora, Davide, il figlio di Ninni Magri, oggi è qui per aiutarci per quanto riguarda il supporto della pubblicazione. Ecco, infatti. Grazie a voi.
adesso, non perdendo più tanto altro tempo, un ringraziamento straordinario va ad un'assenza importante che è una presenza. La presenza assente di Nino Barone, il poeta Nino Barone, il quale, essendo il prefatore del Cantico dei Cantici, al momento purtroppo è stato impedito per problemi di lavoro, per impegni inderogabili, non è potuto essere con noi fisicamente, ma ci teneva e ci tiene tantissimo a far arrivare a noi, ad Alessio, il messaggio di relazione all'opera come se lui fosse qui. E quindi attraverso i social network, nello specifico Facebook, abbiamo potuto già apprezzare, e comunque lo potremmo fare anche dopo, quello che Nino Barone ha preparato per poter dimostrare e testimoniare la bellezza di questo canto che Alessio Patti ha traslato in lingua poetica siciliana e che sicuramente avrà diritto all'eternità. E allora un applauso a Nino Barone, che invito tutti voi ad andare a vedere questo messaggio meraviglioso, perché lui è molto peculiare, molto posso dire anche molto analitico, perché proprio parte dalla persona, dello scrittore, lo percorre nell'anima, lo percorre nelle sue sensazioni e lo trasmette all'interno dell'opera, proprio fa vivere Alessio all'interno dell'opera. Credetemi, è una sensazione meravigliosa la sua relazione. Poi, dopo aver parlato del video di Nino Barone, scusate se faccio qualche piccola gaffa, ma io sono di un'emozione straordinaria, voglio parlare di una cosa che è importantissima. Alessio Patti, lo scrittore Alessio Patti, l'autore Alessio Patti, il poeta Alessio Patti, il carattere Cubitali, per chi non lo conoscesse, sarete in pochissimi sicuramente, è una persona di una generosità straordinaria, di un'umiltà che sembra quasi artefatta, fatta di, che ne so, di un altro mondo, di un'altra pasta, invece è tutto reale. Lui nelle sue sofferenze, che a proposito vi dico che lui in questi giorni è stato malissimo, quasi temeva che si poteva anche purtroppo annullare l'evento, ha avuto un'influenza che lo ha abbattuto, è con tosse, invece qui lo vediamo nella sua straordinaria presenza, quindi un applauso, voglio dire, ritornando alla sua generosità, è giusto che io dica che è desiderio di Alessio che ognuno di voi, e per chi vorrà ovviamente, senza nessuna imposizione, quando magari sarà finito l'evento, potete ritirare al banco, magari vi aiuterò io, proprio l'opera, il libro, in omaggio. Lui non ha mai fatto nulla per poter avere di ritorno né un guadagno né niente. Però tutto questo ha una condizione importante. Lui desidera, noi desideriamo, che chiunque trattenga e tenga l'opera, lo Cantico di Cantici, nelle mani, ricordi questa serata con un dono che Alessio ha voluto fare alla sua Sicilia. Quindi ognuno di voi, ognuno di noi ci dobbiamo sentire degni di questo dono e avere una parte della Sicilia importante, trattenendola anche col cuore. Quindi mi raccomando, abbiatene cura. Posso darti il microfono? Io sono commosso. Io voglio darti il microfono. Una presentazione come questa, vedete che non me la sarei mai aspettata. Io ti ringrazio veramente di cuore. Voglio a te intanto voglio precisare soltanto una cosa, ma lo preciso anche al pubblico e alle autorità. Tu mi hai descritto come un eroe, ma in una mia poesia tu ti ricordi, sì. Io lo preciso, non ci sono miti, non ci sono eroi, perché la mia anima sa soltanto di uomo, quindi non ci sono altre cose. Ecco. Grazie, benvenuti. Allora cerchiamo di stringere un attimino. Io avevo così il desiderio di raccontarvi una cosa molto antica che si ricollega al Cantico dei Cantici proprio nella parte finale, però ve lo voglio raccontare perché è una cosa che secondo me ci aiuta a comprendere meglio poi quello che faremo.
ed è un conto siciliano e ve lo racconto proprio in siciliano. E allora, un giorno, lo grande Dio mise già dal suo mistero un usato su Luigi, decise, tagliando tutto quello che c'aveva a taglio, c'è vuoto, vacante, non c'era niente, decise di creare qualche cosa. Dice: io voglio creare tanti cieli, e ne creò 7. Il primo cielo è quello nostro, poi man mano c'è tutti gli altri. Ogni tanto acchianava, scendeva, creava qualche cosa, poi un giorno si rese conto che nel primo cielo c'era quello nostro, non c'era niente, era tutto vacante. Dice: io vorrei scendere da basso, tutta, perché hai creare qualcosa di meraviglioso. E difatti scendevo e cominciavo a creare. Creavo stelle, creavo pianeti, creavo la luna, creavo il sole, tutte le cose che noi conosciamo benissimo. A un certo momento, giustamente, ha creato anche la Terra. E disse: allora io ci metto le cose più meravigliose su questo pianeta, le piante più belle, quelle più odorose, e creo le montagne, il mare, tutte cose. A un certo momento, alla fine, mancava la creatura più importante. Riusciva a creare l'uomo, e lo creò mascolo e femmina, e ci disse: picciotte, ascoltate quello che vai a dire, voi state vedendo tutto quello che c'è attaccato a voi, tutto questo lo creai io, e ve lo deste per voi altri, perché potete godere di questa grande ricchezza. Però una cosa vi raccomando: quando voi pensate a qualunque cosa che volete fare, visto che vedete un regalo che è grandissimo, meraviglioso, che è lo libero arbitrio, pensate prima, pensate qualunque cosa che andate a fare, pensateci prima, non sbagliate, pensate ai sentimenti, pensate all'amore, e così siete sicuri di non sbagliare mai. Ma questo avvertimento l'uomo non l'ho ascoltato, e allora da Caino in avanti tutti gli uomini sbagliarono, tutti gli uomini fecero male, tutti gli uomini ammazzarono, rubarono, fecero schiavi agli uomini. E allora quando Dio viste tutto sto male che girava attorno all'umanità, si sdegnò e disse: ma com'è possibile, dopo che io ci spiegai tutte queste cose, dopo che ci desse tutta questa meraviglia, dopo che ci dissi che avevano la libertà di poter pensare come penso io, eppure guarda che c'è. E allora sdegnato su Dio, e non tornava più, acchinava fino allo 7° cielo, e non si sentì più parlare di Dio. Passò un poco di tempo, e un uomo giusto, pensate, un poeta, uno che scriveva versi, si chiamava Salomone, 3° re di Israele. Salomone scrisse un canto e lo titolò Lo cantico delle cantici. Sto canto parlava d'amore per tutti. Allora si mise fuori e cominciò a decantare sto canto, in modo che il cielo, la terra, il mare, tutti gli esseri viventi potevano ascoltare di ciò che parlava. E la eco di sto canto acchianava, non primo, non secondo, non terzo, non quarto, fino ad arrivare allo 7° cielo. E dopo Dio sentivo sto canto che parlava d'amore, una cosa meravigliosa, e allora disse: ma come faccio a resistere a una cosa simile? Io non posso resistere, io ho visto scendere sotto un'altra volta, ma no, non scendo, perché l'uomo non si merda. Ma poi il canto continuava a parlare d'amore per tutti. E Dio non ne può dire più, e allora basta, è scendere, perché io sono fatto per l'amore. Io quando sento parlare d'amore mi devo mai fare avanti, mai spalesare. E Dio scendeva fino allo cielo nostro e cominciò a parlare d'amore a tutti, perché l'amore di uno sposo è quello di una sposa, è l'amore dato a tutti, non è l'amore come dire circoscritto per pochi. Lo sposo è Dio, la sposa siamo noi altri, quindi è un amore che è dato a ognuno di noi altri. E allora
Io dicevo, non vuota che vuacci, e declamati, sto cantico, che parla d'amore, io sogno con vuacci, io sogno di intra vuacci, perché l'amore è veramente per tutti e stasera lo scopriamo. Cantico di licantici, chiedi Salomone. Mi vasi con le vasi della tua bocca. Sì, i tuoi indirizzi sono più dolci di l'ovino. Piluciauro sono dissiosi i tuoi profumi. Profumo odoroso è il tuo nome. Per questo le femminelle t'amo. Dici me, o amore dell'anima mia, unne vai a pascere l'armento, unne lo fai riposare a mezzogiorno, perché io non sogno come vagabonda, arreto all'armenti delle tue compagne. Se tu non lo sai, obbedisci a tutti i femmini, vai al reto alla pronta di l'armento e porta a pascere i tuoi capetti a taglio alle case di pastori. Come sei bella, amica mia, come sei bella. L'occhi tuoi sono palome. Come sei bello, mio diletto, quanto genioso. Pure lo nostro letto spampinaciuto. Come un melo tra l'arbole di Lubosco, lume di letto tra gli uvili. Alla sua umera che disiavo, massetto e dolce lo suo frutto alla mia bocca. Mi feci trasere nella nica stanza di Luvino e lo so stinnardo sopra di mia e amore. Sostenitemi con corduri d'uva passola, rifrescatemi con puma, perché io sogno malata d'amore. La sua mano manca è sotto la mia testa e la sua mano dritta mi abbraccia. Io vi prego, femmine di Gerusalemme, per i cereti o per i cervi delle campi, non svegliate, non tuculiate di lo sonno l'amata fino a quando ida non vuole. Una voce è lume di letto. Eccolo, veni salutando per i monti, sbalanzando per i vardonelli. Lume di letto assomiglia a un ciarello o a un cerviotto. Eccolo, Ido sta a retolo nostro muro. Guarda di la finestra, spia attraverso le inferriate. Ora parla lume di letto e dici: susiti, amica mia bella, e vieni, perché ecco l'inverno passò e finivo di piovere, ma lo tempo finì. I giorni apparirono dai campi, lo tempo di lo canto tornò e la voce della tortoredda si fa sentire ancora dalla nostra campagna. Lo fico sta dando i primi frutti e le vite ceruti arialano sciavolo d'acqua d'angelo. Susiti, amica mia bella, e vieni. Oh, me palumma, che sta in dalle ciacche della timpa, dalla mucciaglia delle sderrupi. Ammussane la tua faccia,
fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è dolce, la tua faccia è piacente. Lume di letto è mia e io pido. E tu pasci l'armento cialigighi, prima che ciusci la voglia di lui giorno e s'accrescono lumeri, a ritorna, come di letto, assomigliante a un ciarello o a lucerviotto, sopra gli monti di profumi, sopra l'umeiazzo, allo scorrere della notte, cercai l'amato di lume cori, lo cercai, ma non lo trovai. Mi susu e faccio lo giro della città, per gli sciati e per i piazzi, voglio cercare l'amato di lume cori. Lo cercai, ma non lo trovai. Mi incontravo i guardie che fanno la pattuglia. Fedistro l'amato di lume cori. Di picca c'ero passata avanti, quando trovai l'amato di lume cori. Lo stringi con forza e ora non lo lasso fino a quando non l'accompagno in casa di mia madre, nella sostanza. Io vi prego, femmineggi di Gerusalemme, quelli cervotti e ricervi di campi, non svegliate, non tuculate di lo sonno l'amata fino a quando ida non vuole. Come si bella, amica mia, come si bella. L'occhi to sono palumi all'utovero, come un'annocca di porpora le tue labbra e la tua bocca è spargiuta di razia, come un spicchio di granato, la tua fossetta attraverso il tuo velo, come la torre di Davide, il tuo coggio, costruito in stile di fortezza. Sei tutta bella, amica mia, di Dio, nubbia d'acca. Tu mi rubasti il cuore, solo mia. Scusa, tu mi rubasti il cuore, una sola guardata, una sola perla della tua collana. Quanto sono belle le tue carezze, solo mia. Sposa, quanto più deliziose di vino le tue carezze. Lo ciauro dei tuoi profumi annavanza tutti l'odore. Le tue labbra sbrizzivano mele vergine, sposa. C'è mele e latte sotto la tua lingua. E lo profumo delle tue vesti è come lo profumo dello Libano. Io dormo, ma lume cori, viglia, e sgruscio, e lume di letto, che tu pulia. Grabimi, solo mia amica, mia palumma, mia perfetta, perché la mia testa è bagnata di resina, le mie capitoli di stizi della notte. Mi levai la veste, come un saiarla ancora, mi lavai i piedi, come a lordarla ancora. Lume di letto, misi la mano allo spiraglio e incianto lo agitò. Mi susipi grapire a lume di letto e le mie mani spargevano mirra, scorreva mirra di limeita sopra la maniglia di Lucatinazzo. Grapì allora lume di letto, ma lume di letto se n'era già aiuto, scomparso. La lesione mi dinni per la sua sparizione.
lo cercai ma non lo trovai, lo chiamai ma non mi rispondeva. Mi trovarono i guardie che spizzonavano la città, mi dessero vastoniati, mi firero, mi levarono un mantello, i guardie delle mura. Io vi raccomando, femminelle di Gerusalemme, se già trovate l'uomo di letto, che cosa ci contate? Che sogno, malata d'amore. Chiavi il tuo letto di diverso di naucio, o tu, la più bella tra le femmine, chiavi il tuo letto di diverso di naucio, perché mi supplichi a così? L'uomo di letto è bianco e vermiglio, che si riconosce tra mille e mille. La sua testa è oro puro, le sue cannulette rappi di palma, miuri come lo corpo. L'occhi so come palummi sopra baddonetti d'acqua, le sue denti bagnati dallo latte misi in incastro d'anello, i suoi fossetti come ciureri di balsamo, ciureri d'erba profumata, e le sue labbra sono gigli che spargono scorrevoli mirra, le sue mani sono anelli d'oro, montature di vetri preziosi di Tarsis. Lo suo petto è tutto d'avorio, tempestato di zaffiri. I suoi anni, cologli d'alabastro, appoggiati sopra basi d'oro puro. Lo suo aspetto è chiedo di Libano, magnifico come le ciglia. Docizza è la sua bocca, Ido è tutto al recrio. Chisso è l'uomo di letto, chisso è l'amico mio, o femminelle di Gerusalemme. Un iuluto di letto, o bella tra le femmine, uni si dirigiva l'uto di letto, perché oggi lo potevo cercare con Dio. L'uomo di letto scendivo nello suo giardino, tra le ciurevi di lo balsamo a pascere l'armento, negli giardini a cogliere i gigli. Io sogno per l'uomo di letto, e l'uomo di letto è ben mia. Ido pasce l'armento tra le gigli. Tu sei bella, amica mia, come un spicchio di granato e la tua fossetta attraverso il tuo velo. La vettero le giovani femmine e ci dissero beata. I regini e l'altri sposi ne cantavano le lode. Quei chi sta che spunta come la chiaria di New York, bella come la luna, spirlucenti come lo sole, terribili come schieri astinati allineati. Dallo giardino di rinunci io scendii, e videri lucurati dello vagionetto, e videri se giù la vidi metteva corini, si giucciorevano le granate. Votiti sull'armita, votiti, volemmo ammirarti, chi ammirarti dalla sull'armita, dall'atto della danza più schieri,
come sono belli i litopedi dall'Isannoli, figlia di principi, le curve di Tito Cianchi sono come una collana, opera di mano di mascio. Lo tuo vitrico è una coppa tonna che mai manca di vino profumato. E lo tuo ventre è un munzeggio di grano circondato di gigli. Il tuo petto è come due cerviotti, gemelli di giareggio. La tua testa si issa sopra di tia come allo Carmelo e i tuoi capelli sono come la purpura. Il re fu picchiato di vitocizzi. Quanto si bella e quanto si aurusa, amore mio, figlia di delizi. La tua statura assomiglia a una palma e il tuo petto alle giovani rappe. Dissi, acchiano sopra la palma, coglio le rappe di dattoli e per mia, lo tuo petto è come rappe d'uva e lo profumo di luciato to come a puma. La tua bocca è come un vino saporito che corre dritto verso il lume di letto e si sparge sopra le labbra e sopra i denti. Io sogno più lume di letto e lo so di sio e verso di mia. Vieni, mio diletto, iemo nei campi, passiamo la notte nei villaggi, alla chianari di la chiaria, iemo alle vigne, videmo se tu metti buttonette della viti, se tu spampinano le ciuri, se tu ciuriscono i granati. Da, ti dugno le mie carizie. Oh, se tu fossi in prati mio, arrivato alla minna di mia madre, a trovarti fuori, ti potessi vasare e nudo potessi disprezzarmi, t'accompagnassi, ti portassi nella casa di mia madre e tu mi insegnassi l'arte dell'amore, ti facessi vivere il vino profumato, lo sugo, lo mio granato. La sua mano manca è sotto la mia testa e la sua mano dritta mi abbraccia. Io vi prego, femminetti di Gerusalemme, non svegliate, non tuccoliate dello sonno l'amata fino a quando ita non vuole. Ma qui è chi da cacchiana dello deserto, appoggiata allo suo diletto, sotto all'umelo ti svegliai. Da, unite concepio tomace, proprio da unite di partorio. Mettimi come sigillo sopra il tuo cuore, come sigillo sopra il tuo braccio, perché forti come la morte è l'amore, tenaci come lo fuoco è la passione, i suoi vampi sono ciammi di fuoco, la ciamma dello Signore. Mettimi come sigillo sopra il tuo cuore, come sigillo sopra il tuo braccio, perché forti come all'amore dell'amore, tenaci come il fuoco e la passione, li solampi sono giamme di fuoco, una ciamma dello Signore. Antonella, mettimi come sigillo sopra il tuo cuore, come sigillo sopra il tuo braccio,
perché forti come la morte e l'amore, tenaci come lo fuoco e la passione, risovampi sono fiamme di fuoco, una fiamma dello Signore. Bravo! Ci spiega come l'amore è per tutti. Quindi permettetemi un attimo, l'amore è per tutti. Antonella Zè. L'amore è per tutti. Patrizia Costa. L'amore è per tutti. L'amore è per tutti. L'amore è per tutti. Signori e signori, giusti di mano. E l'amore è per tutti, anche per il resto della compagnia. Grazie Tonino Magri. Signori, ovviamente la commozione è grande in questo momento, soprattutto per noi femminucce, perché ricevere oggigiorno un mazzo di fiori non è più ormai di moda, dicono che non si usa più, ma a noi donne i fiori piacciono sempre. È vero, ci siete ancora voi uomini, galantuomini, che vedete nella donna l'essere degno del fiore, e di questo vi ringrazio a nome di tutte le donne, a nome di tutto l'amore. Allora, Alessio stasera ci ha fatto veramente un dono immenso. Lui è abituato a donare, lui è abituato a regalare senza avere ed esigere mai nulla in cambio. E questo però l'ha portato man mano durante la sua vita ad essere sempre ricco, ma ricco, veramente ricco di amici per la vita, di amici che per lui farebbero qualsiasi cosa, perché l'amicizia, come l'amore, qualcuno ci ha insegnato e noi lo viviamo giorno dopo giorno, chi più chi meno, chi può o chi non può, magari non per volontà. L'amicizia è un sentimento così grande che si può paragonare addirittura più grande dell'amore, perché molto spesso per amicizia si rinuncia anche a un amore. Quindi proprio al di là di questi sentimenti che camminano parallelamente e molto spesso anche convergono, si incontrano persone che in nome dell'amicizia fanno dei doni immensi. Alessio ha tra noi, e oggi, che voglio ricordare, so che lui è molto modesto Alessio, ma io lo faccio, voglio ricordare a tutti che oggi è il compleanno di Alessio Parti, quindi un grande applauso con orgoglio di buon compleanno. Alessio vanta di un'amicizia che praticamente da una vita, e puntualmente l'amico in questione non disdegna di fare ad Alessio, anzi gode nel poterlo fare, un omaggio in versi. Signore e signori, è con noi ed è con voi il grande amico di Alessio Parti, il nostro amico, il poeta Giovanni Grasso, l'immortale Giovanni Grasso, che scrive fiumi di parole in nome di Dio e che ci arricchisce tutte le settimane della parola
e del suo Vangelo che lo trascrive e lo, come possiamo dire, aiutami, sono già così, un pensiero semplice sul Vangelo. Sul Vangelo. Ogni domenica da 5 anni, Ecco. ogni sabato lo trovate. E lui veramente dona il suo pensiero ogni domenica, ovviamente al Vangelo della giornata, della settimana. Ed ormai per noi è un appuntamento. Tutte le domeniche, il sabato andiamo lì su Facebook, vogliamo andare a vedere il Vangelo secondo Giovanni Grasso. Ed ecco, io lascio adesso la parola a Giovanni Grasso che con enorme piacere sta dedicando e sta donando una poesia, ovviamente da lui scritta, al nostro Alessio. E con questo vi giuro non tengo più il microfono in mano. Io non so se qualcuno mi conosce. Mi chiamo Giovanni Grasso per tutti. Alessio, quando ci siamo conosciuti, è scattata qualche cosa, non so, come quando due persone si innamorano. L'amore è per tutti. E ci siamo innamorati, ma di quell'amore che sviluppa l'amicizia, che l'amicizia comincia con la A ed è veramente il bel amore. Io sono semplici le mie poesie, come i miei pensieri per l'altro. E già questa poesia in un video su Facebook lui ha voluto pubblicare perché la ricorrenza dell'evento coincide con il suo onomastico, questo compleanno. E queste mie parole incominciano con i primi versi del Cantico dei Cantici. Ne ricordiamo di un auguri più dovino, ha ragione ognuno di dia innamorato. Per Alessio Patti, 11 Gennaro 2019. L'11 di Gennaro non è cosa nuova che ti presenti una novità. Ora ancora più lo tuo valore, do canto che te cantici e di scena. Ti ha portato nella lingua antica e lo siciliano, la meglio parlata. Tu sei poeta, assai particolare, per lo stesso poesie, vero cantore. Non da prova giù a giù, e dare di tanti libri e più sepoltatori. Io parole più non ne posso tu, per dare giusta nure alla tua bontà, a te. Seppur tanto mai combattuto, sto libro a come vengo a portare. Io che tengo tutto tradato e queste piccole versi ti porto un saluto. Ancora più per il compleanno appocchiato, che saluti, do feriare da ruota della vita, ti auguro tutto chi che Dio ti ha genzato. Buon compleanno Alessio, io te lo faccio, buon compleanno di cuore, caro Traduzzi. Questa foto è stata la prima volta che... Bravo. Grazie. Non so se lo conosce, ma lo conosceva mia madre. Ma io non conosco Danese. Come poesia, Alfredo Teresa. Il nome mi lascia disarmato. Scusate, non ti regalo forse. Grazie per la vostra attenzione. Ebbene signori, stiamo veramente congedandoci da voi e siamo veramente molto entusiasti per il risultato e per quello che si dirà dopo questa serata, dopo questo bell'incontro culturale. E per fare quello che so per fare, desidero vicino a me, dimmi, ti prego, Alessio, ti prego, il gruppo dei nostri colleghi declamatori, tutti insieme. Per favore Mario, per favore. Tutti insieme. Desidero che ci raggiunga a nome di tutta la Sicilia la dottoressa Costa al centro del palco, perché in lei c'è rappresentata tutta l'amministrazione comunale di Gravina e quindi anche il sindaco,
e ci farai tu da ambasciatore, da ambasciatrice, sia al sindaco che a tutti i tuoi colleghi. Un grazie da parte di tutti noi. Scusate. Ecco meglio. Fai tu? Diciamo che c'è una menzione anche in questa targa, se vogliamo la possiamo anche girare, ovviamente vi viene difficile leggerla, adesso sarà eventualmente anche la dottoressa a leggerla, la leggo io, lo faccio con piacere. C'è un'atmosfera di commozione incredibile stasera, veramente. Stasera di commozione. La targa ovviamente è indirizzato al primo cittadino di Gravina di Catania, ma ovviamente un grazie, un abbraccio a tutti coloro che oggi lo stanno rappresentando e soprattutto l'assessorato alla cultura e il suo assessore, all'avvocato Massimiliano Giammusso, sindaco del comune di Gravina di Catania, e a tutta l'amministrazione comunale. 11 gennaio 2019, Sala delle Arti, Sicilia Corimio, Alessio Patti, in collaborazione con l'associazione Maranzatomo, in occasione dell'evento di traslazione del Cantico dei Cantici in lingua siciliana a cura di Alessio Patti, esprimono i più sentiti ringraziamenti per la proficua collaborazione offertoci, nella speranza che si possa continuare nel tempo e permettere di organizzare numerose iniziative fondate sui valori ed i principi più sani della nostra cultura. Grazie Gravina di Catania. A te la parola. A te la parola. Sì, tengo di Patrizia. Sì, hai ragione. Stasera veramente c'è un'atmosfera magica. Ricordo quella mattina quando ci siamo incontrati, Giusy, io non conoscevo il poeta Alessio Patti e devo dire che come al nostro amico Grasso è partita un'empatia. Quella mattina c'era una sfera di sole, ricordo benissimo, ci siamo seduti e lui con molta serenità, che adesso devo dire che è una serenità che ti contraddistingue e hai trasmesso a tutti noi, al pubblico che ci sta ascoltando, questo tuo modo di volgerti ha fatto sì, ho detto, caspita, ma che bella cosa che vuole rappresentare da noi a Gravina. L'ho sposata subito, prima ancora che tu protocollassi la richiesta ho bloccato la data e adesso ho capito perché l'11 gennaio, una data, perché dice si può fare l'11 gennaio, dico sì, si può fare, anche perché insomma noi ci siamo visti almeno 2 mesi e mezzo fa, quindi diciamo insomma avete lavorato tantissimo, io faccio i complimenti a ognuno di voi, veramente Alessio Patti, a sua moglie, al gruppo Sicilia Corimio, alla grande Giusy che veramente ormai siamo diventate amiche. Sì. Dopo tempo lo possiamo veramente dire. E così con tanti di molti di voi c'è Ninni Magri, c'è Pino, che veramente io ormai ci seguiamo. Oramai veramente è una famiglia è diventata. Francesca, sei d'accordo? Faccio parte, voglio fare parte. Ormai penso di sì, tu e tuo marito oramai siete soldati qua col comune di Gravina, insomma abbiamo fatto e che ben vengano questi eventi culturali e noi ce ne saranno e ce lo siamo detti e diciamo che abbiamo promesso e diciamo che li stiamo mantenendo. Ormai la Sala delle Arti è aperta a voi, alla cultura, con molti ci si rivede e ci si continua a rivedere perché veramente gli eventi continuano, quindi seguiteci sempre. Domani ci sarà un altro evento, sempre rappresentato dall'associazione Maranzatomo, che ormai anche tu fai parte di questa grande famiglia, quindi
quindi domani con la presentazione del libro di Nietta Pistoria, un boccaccio Veloguntum siciliano. Quindi un'altra bella manifestazione, quindi domani vi aspetto altrettanto numerosi. Nel frattempo questa sala è arricchita da ieri fino al 15, potete vedere queste belle pitture, questi belli quadri del maestro Ranno e Ribaudo, che oggi non c'è, però viviamo queste belle opere attraverso i loro dipinti. Quindi vi esorto prima di lasciare la sala, di guardarli, di osservarli e di farli vostri, di arricchire il nostro animo, i nostri occhi e il nostro cuore, perché come dice il nostro Alessio Patti, il nostro poeta, come ti devo poliedrico, o di tutto e di più, Alessio, Il tutto è racchiuso in questo modo. che l'amore si trasmette per tutti e si trasmette anche con poco. E quindi anche con semplici parole possiamo dare amore. E questo è quello che noi stasera, attraverso la loro opera, hanno fatto a tutti noi. Grazie di questo dono. Grazie. Scusate un attimo, io vorrei restituire i fiori a Patrizia, la targa e il libro, che ovviamente è la cosa più preziosa che va al di là di qualsiasi altro dono. Io scusatemi, Avrai l'autografo, ma certo. a prescindere dall'autografo, devo portarne uno naturalmente al sindaco. Eccolo qua, siamo... Aspettate, non ho finito. Sì. Me ne serve una copia per lasciarla in biblioteca, perché io Certamente. ho anche esatto. Quindi mi servono. Ecco, benissimo. Dottoressa Pisarda, per favore desidero che raggiunga anche lei la postazione. Va bene. Questo è il nostro dono da mettere ovviamente nella sua biblioteca. Biblioteca personale. Biblioteca personale ovviamente, nostro nel senso di Alessio, io mi faccio solamente da ambasciatrice, nulla di che. A questo punto io desidero dare la parola al nostro amico Ninni perché lo desiderava tanto ed è giusto che lui possa esprimere anche le sue parole. Io stasera sono veramente emozionato, mi dispiace per coloro che non sono potuti venire. Sono un po' più poveri rispetto a noi. Stasera ci siamo arricchiti molto grazie a questa manifestazione. Io voglio ancora ringraziare la dottoressa Patrizia Costa. Dov'è? Scomparito. Ah, vai! Perché non si ricovera il Grazie alla Pisarda per la loro presenza. Ringrazio il sindaco anche se non è potuto venire per ovvi motivi suoi, ovviamente, e ringrazio tutti quanti voi per la vostra presenza. Vi ricordo di visitare questa splendida mostra del maestro Vittorio Ribaudo e del maestro Ranno, che ci onora stasera con la sua presenza. Prego, maestro. Signori, vi aspetto tutti quanti domani sera perché ci sarà una presentazione di libro straordinaria. Pensate, Boccaccio Veloguntum siciliano, ben 20 novelle dell'autrice Nietta Pistorio, del Boccaccio tradotte in lingua siciliana. Vi aspetto tutti domani, grazie ancora. Signori, chi desidera si può avvicinare al tavolo così possiamo consegnare Lucantico di Licantici, va bene? Vi aspetto. Ci mette il Rosetta? Sì, Gaetano e Rosetta. Grazie mille. Ci vediamo presto. Grazie.
Certo, se desidera proprio ciao tesoro! Grazie tanto. Una carissima amica che purtroppo non è potuta venire, Giovanna Florio. Giovanna Florio. Che teneva che ti parlava di un bar purtroppo vietato mancare. Arrivederci, grazie mille, alla prossima! E questo per me che lo metto assieme ai tre che in vedea Antonino Zini. Man mano così aiutiamo allo smaltimento. Certo, Mario, poi ci vediamo, grazie mille. Arrivederci. allora, che non puoi fare niente se non ci passi. Sì, grazie. Anna Roma. Abbiamo le nostre famiglie. La prossima. Sì, sì, a Francesca. Sì, no, no, sì, toglimi in mano, capito? Francesca Malavigna. Lei? Per forza, perché sennò io penso che quando ci passo. No, non ci puoi fare niente. Alla prossima. Vedrà. Alla prossima presentazione. Tanto la ripetiamo. Infatti, la ripetiamo, quelli che non ci arrivano devono avercela. Anche perché nella famiglia devono stare qua, perché non è... Però lo fanno, non puoi togliere. Cioè sta un po' Vangelo, sta un po' Vangelo a casa. Sì, proprio collegato. Se ne rimane sì, mi seccare, perché guarda Grazie. no, io lo capisco, figurati. Anzi, non ti fa piacere. Poi con calma ti dirò cosa viene. Sì, Adesso ti prego, aggiungi a Giulia, se no. Giulia prego. E ci metto anche un po' vicino. Oh! Cioè io non parlo, va? Io non parlo, perciò... No, basta poco per dire tanto. No, il piacere resta. Qua c'è più un Allora devi mettere no, la maglietta di Angelo. Vabbè. Lei è la moglie di Antonio Sozzi. Ad Antonio è presidente, magari. Non lo so, temo che abbiamo queste copie e poi
Grazie Anna, sei stata splendida. Vabbè, lo stesso. È la sorella Aspetta, puoi dare una copia. La sorella di Antonio. Come ti chiami? Tu sei il Pizzi? Ma se lei non si avvicina, mi dispiace, no? Non ce ne verrà giovane, mi fa un modo. Marcella Danesi. A Marcella Danesi. Marcella Danesi. Grazie, sto da sorprendendo che ce l'ho fuori. Francesco? Francesco come? Gemma. Gemma? Sì. Vai a parlare. La chiamo giovane e Grazie mille. Giovane, lei mi dice giovana. Giovana. È stata femminuccia. Gaetano Danesi. Ah no, questa è Marcella, Marcella. Noi siamo nel DNA, non la poesia. Mio nonno grande, levante a nessuno. Certo. Ormai lui era grandetto. La sua vita c'era complimenti. Sono felicissimo di vederti da lontano. Ti dico, è lei o non è lei? Qua che cosa state arrivando? Dal Purtroppo non so i mi hanno fatto notte, hanno portato una realtà che non esiste. hanno fatto Invece venga a prendere, non ci torniamo da mio cugino che l'ha riuscito. Ci non sto aiutando. le vostre facce. Grazie. È bello che voi vi riscopriate presto, non vi scopriate. Ma non lo vogliamo proprio, non ci pensiamo. Noi operiamo, Anzi, in dovete tornare. in questo campo operiamo da circa 30 anni e lo facciamo per amore e per passione. Ma si vede, è la cosa bella che traspare. Siccome si sente, ogni volta è emozione veramente. Grazie. Antonio, te l'ho dato a tua moglie? Ma si avanza. Sì, si avanza certo, gliel'ho detto a Graziella, tranquillo, gliel'ho detto.